Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Civilization 5. Allora raga, adesso andiamo per la vittoria tecnologica. Allora, ho messo la Corea, Sejong, perché ho degli importanti vantaggi a livello tecnologico. Potevo mettere anche Babilonia, però mi piace di più la Corea e quindi vado per la Corea. Abbiamo 8 fazioni, le restanti 7 sono casuali, quindi vediamo un po' chi ci becchiamo. Speriamo di non avere vicino la Germania o insomma o fazioni belliche, perché sennò sono cazzi. La mappa è la Pangea, le difficoltà sempre quelle, visto che chiaramente devo far vedere un po' come la vittoria, o comunque insomma cercare di portare a casa la vittoria, anche se non ho mai fatto la vittoria tecnologica, quindi insomma speriamo bene. E niente, direi che possiamo partire. Buono raga, scusate per la pronuncia, è Sejong e non Sejang, va bene, ora fondiamo la città, Seul, e partiamo. Produzione, monumento, ricerca. Per la prima volta non faccio subito la piramide, ma comincio con ceramica per avere la grande biblioteca. Vai raga, vai raga, vai raga. Ok, bene, che sembra? Speriamo di trovare delle buone rovine. E speriamo di non avere vicino rompicoglioni, perché chiaramente qua l'esercito non è che posso dedicarmi tanto all'esercito. Produzione, ok. Come faccio il guerriero, che almeno uno ce l'ho. Oh, la bella Didone. Ok. Tradizionalismo, portiamo subito, comunque le grandi meraviglie sono importanti. Ricerca. Grande biblioteca. E vai. E si comincia raga, mamma mia. Voglio fare tutte le vittorie. Vai, un'altra. Ok. Qua si parte, insomma, abbastanza. Oh, finalmente. Devo preoccuparmi. Ok. Guerrieri. Allora. Produzione. Facciamo il santuario. Un po' di oro per il buon Comendone. Speriamo di non trovare rompicazzi. Libertà. Ok, questi sono i primi che insomma vanno fatti sempre a mio parere. Scrittura. Bene, un po' la cultura. La ricerca. La piramide cerco di farla lo stesso perché a mio parere è fondamentale. Il santuario me lo finiamo. Ok, grande biblioteca. Questa è fondamentale ragazzi. Se non faccio la grande biblioteca so cazzi. Ok. Allora. Andiamo a sta vettura tecnologica. Vediamo qual è la prima. Ecco, vabbè, qua c'è. Penso che Cartagine sia la prima perché se li ho già beccati vuol dire che insomma. Altra politica, bene. Ok. Vai, così velocizziamo la produzione. Come sapete i primi turni sono sempre. Allora qua chiaramente io partirei con queste qua, perché chiaramente la tecnologia è più verso l'alto.
Andiamo verso di qua, perfetto, fonda un Pantheon. Allora il Pantheon, c'è la Piscenza, sa che è una rotta commerciale, io direi di far questo perché non c'è altro. Ok. Ok, per adesso ho poca gente vicino, è bene così. Oh, the United States of America! The people of the Sì, United the people, va in cura. Ho bisogno della grande biblioteca, ragazzi. Mi sento molto più tranquillo. Anche le piramidi devo fare per i lavoratori. Devo riuscire a fare comunque le piramidi. Calendario. Facciamo la vela. No, prima la muratura perché sennò altro che piramidi. Bene. Vabbè, più 40 di fede. Anche non me ne fregava tanto, però va bene, pazienza. Ok. Avevo Cartagine qua, perché sono messo proprio qua vicini. A me Cartagine non dovrebbe rompermi tanto le palle. Spero. Ok, adesso ci dedichiamo a qua. Eccoci qua. Speriamo di non far figuracce, raga, di portare a casa la vittoria. Ok. Il colono. Eccola qua, Cartagine di qua. Allora, sì, tra poi prendo lo scalo. Oh, godo. Godo, godo, godo. Ok. Busan. E qual è che mi consiglia il... Vabbè, questo insomma... Io direi di comprare subito una di queste. Ok. Filosofia. Mi vado a togliere dalle balle. Perfetto. Epoca classica, il primo andare, godo. Godo, la la la. Questo. Mettiamo qua. Produzione. Piramidi che sono fondamentali. Poi facciamo il monumento. Ok. Ciao bello. Ciao, ciao, ciao. Ok. E abbiamo anche la Mongolia. Vai, perfetto. Allora, la grande biblioteca l'abbiamo fatta, che era fondamentale. Avevamo già 14 tecnologia, non mi sembra male. Perché non ho molto standard, perché non ho mai fatto... Non mi sono mai dedicato alla tecnologia, quindi non lo so con certezza. Però, insomma, teoricamente. Ok. Ok, allora. Dios bendiga a aquellos que lo merecen. Ciao Fernando. Lei è Torres, non c'è da fare, la stessa voce di Fernandone Torres. Espero que E este... spero... beh, la Spagna è bella lontana, dai. Bene, bene. Chiaramente qua i soldi me li devo tenere come abbastanza uguale alle cose culturali, i soldi me li devo tenere per l'esercito, se qualcuno mi attacca, insomma, sono tranquillo. Insomma, già non avere Germania, robe vicino è già importante. O russi, cinesi, insomma, che fanno della guerra la loro prima arma. Filosofia, ok. Allora qua finito. Allora, andiamo con biblioteca, chiaramente. Ricerca. Ok, ci togliamo via tutte queste.
secondo me fare prima quelle in alto dove c'è tutta la scienza è fondamentale. Tanto dopo fattorie, robe, abbiamo tempo. Bisogna che delle piramidi però, le piramidi le voglio sempre, sono troppo fondamentali, ragazzi, sapete? Ok. Quindi ho già il mio bel lavoratore. Facciamo una bella fattoria. Anche le piramidi sono andate. Perfetto. Siamo partiti bene. E qua chiaramente oracolo, così una politica storia gratuita e più punti grande scienziato che sono fondamentali. Ok. Ok. E qua facciamo questo. Perfetto. Siamo partiti bene. Abbiamo 16 di scienza, 14 di cultura. Ok. Perfetto. Saul chiede marmo. Ok, anche Didone però non è messa male, brava Didone. Ah, 18 di tecnologia. Che mi pare sicuramente nessuno ancora la nuova. Già epoca medievale. Perfetto, godo e godo. Facciamo anche l'ottica. Voglio trovare dalle balle tutta la parte superiore. Allora facciamo un po' di fattorie. Perfetto, guarda che veloce. Ok.